c'è, ecco, sai che c'è gente che ti ascolta. Tra l'altro questo è un momento un po' particolare, da tutti i punti di vista. Infatti, ho proprio pensato che Sì. questo periodo giusto è anche un po' più complicato per parlare Sì, di queste cose. sì. Quindi io leggerò un profilo per quello della voce di Wikipedia. Vabbè, non so cosa ci sia scritto su Wikipedia. Leggerai la prima parte. Sì, sì, va benissimo. Sì, ma può essere molto sintetico. Perfetto, no, vabbè che ci sia un po'. Benissimo. Iniziamo alle 35. Sì, sì, va benissimo. Salve, buonasera. Buonasera. Un attimo di qua. Prego, prego. Non mi basta il potere. Devo fare le cose. Aspetta, vero? Sì. Ok, dai computer di Fibrix. Ok. Ok. Ho minimizzato, però vedono tutti rispondere al computer, il computer. E quindi? No. Ma in palco cosa devo fare? Non posso mettere a sta tutta questa roba qua. Così. Ah, ok, vedi, così posso farlo. Per il palco. Vabbè, ma per la, sì, per la diretta. Ok. 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 Sì. Metto fondo nero.
Buonasera, iniziamo l'incontro di questa sera. L'argomento è di grande interesse, è legato all'anniversario, gli 80 anni della fondazione dell'ONU, ma credo che sia di grande interesse anche perché l'attualità di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi porta alla ribalta, insomma, il tema, la considerazione generale rispetto all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Abbiamo a parlarne il professor Giuseppe Nesi, docente all'Università di Trento, una figura di grande spicco. Vi leggo il suo profilo biografico, sicuramente sarà una lezione di altissimo livello. Giuseppe Nesi è giurista, avvocato italiano, consigliere giuridico del Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella 65esima sessione dal 2010 al 2011 e dal 2023 membro della Commissione del Diritto Internazionale dell'ONU. Insegna dal 93 diritto internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, dove diventa professore ordinario nel 2001. È preside della Facoltà di Giurisprudenza fin dal 2012 e ha anche insegnato diritto dell'Unione Europea e tutela internazionale dei diritti dell'uomo. In ambito diplomatico e istituzionale ha rivestito diversi incarichi di rilievo internazionale, tra cui quello appunto di esperto giuridico della rappresentanza permanente italiana dell'ONU dal 2002 al 2010, culminato poi nell'incarico di consigliere giuridico del Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella 65esima sessione. In precedenza è stato consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità relative alla strage del Cermis del 2000. Nel 1996 ha ricoperto il ruolo di consigliere giuridico della Presidenza italiana dell'Unione Europea, dopo essere stato nel 1993 consigliere giuridico della Presidenza della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Nel novembre del 2013 il ministro degli esteri Emma Bonino lo nomina membro permanente del Comitato interministeriale per i diritti umani ed è stato eletto membro della Commissione del diritto internazionale dell'ONU nel 2021 con 152 voti. Il suo mandato ha avuto inizio nel 23 e si concluderà nel 27. È il quinto accademico italiano a farne parte. La bibliografia è davvero molto lunga, non sto a leggervela, avete capito, si tratta veramente di un relatore di grandissimo livello. Quindi lo ringrazio nuovamente per la disponibilità e lascio la parola a lui. Grazie. La ringrazio, dottor Pagliantini. Ringrazio ovviamente anche il comune di Bassano del Grappa e la direzione della biblioteca nella quale ci troviamo. Ecco, ok. Oggi pomeriggio, stasera, dobbiamo occuparci di un tema davvero, come si diceva una volta, di bruciante attualità, anche se ormai di bruciante attualità, come voi sapete meglio di me, c'è poco, nel senso che quello che succede oggi potrebbe essere già stravecchio domani e non sappiamo cosa ci attende dopodomani. Quando mi ha chiesto il dottor Pagliantini se volevo indicare il tema, all'epoca, peraltro credo che fossimo prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, dissi che in prospettiva credo che sarebbe stato un tema interessante quello di parlare degli 80 anni dell'ONU, crisi, resilienza e riforma. Ora, in realtà, diciamocelo fra di noi, ancora gli 80 anni non sono stati compiuti dalle Nazioni Unite e secondo una superstizione che è molto diffusa, gli auguri non si fanno mai prima che arrivi il giorno del compleanno. Quindi io direi che dobbiamo
per iniziativa di alcuni degli stati che hanno vinto il secondo conflitto mondiale, e all'epoca soltanto 51 stati originariamente fecero parte delle Nazioni Unite. Oggi, come voi sapete, invece ce ne sono 193, e quindi c'è stata una straordinaria evoluzione un esponenziale aumento, diciamo, del numero dei membri delle Nazioni Unite. Ma le Nazioni Unite, ecco, che appunto a volte vengono indicate nel momento in cui, per esempio, scoppia un conflitto, o nel momento in cui due stati vanno incontro a una controversia internazionale, spesso le Nazioni Unite vengono indicate, come vi dicevo prima, un po' come le responsabili della crisi, o le responsabili della rottura della pace. Beh, insomma, vorrei, ecco, giusto per ricordare qualcosa di essenziale, che le Nazioni Unite invece sono nate proprio per mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Nessuno ovviamente pensava che non ci sarebbero state, dopo le catastrofi della seconda guerra mondiale, non ci sarebbero più state controversie, o non ci sarebbero più state guerre. Non era questo, cioè era questo qualcosa di irrealistico, immaginare che questo non sarebbe avvenuto. Invece si sapeva bene che sarebbe avvenuto, ma si sapeva altrettanto bene che bisognava porre alcuni principi che gli stati avrebbero sempre dovuto tenere presenti nei loro rapporti bilaterali e multilaterali, proprio ritenendo che il bene dei rapporti pacifici fra gli stati fosse un bene da preservare, e un bene da preservare attraverso il dialogo. Ed è per questa ragione, quindi, che le Nazioni Unite, che non sono altro ovviamente che gli stati che ne fanno parte, insieme al segretariato, nacque nel 1945 a San Francisco. Ora, è vero che oggi sembra che gli assetti risultanti dal secondo conflitto mondiale stiano andando in frantumi, ma io credo che prima di rassegnarci a questa tragica e spero irrealistica ipotesi, o un'ipotesi che comunque non dovrebbe realizzarsi, dobbiamo davvero capire cosa le Nazioni Unite hanno fatto nel corso di questi 80 anni. E per farlo, io credo, per poter poi parlare anche delle crisi e della resilienza e delle riforme, per provare a dire in maniera chiara cosa sono le Nazioni Unite e cosa hanno fatto in questi anni, secondo me conviene partire appunto dalle ragioni per le quali sono state costituite, e sono fondamentalmente quelle indicate nel preambolo e nell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono nate per salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per 2 volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, per riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole. A creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e delle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti. Questo è il preambolo della Carta delle Nazioni Unite. A questi fini, appunto, le Nazioni Unite intanto hanno posto dei principi che avrebbero dovuto e devono regolamentare la vita fra gli stati che ne fanno parte, ma questi principi, che a volte si danno per scontati, anch'essi a mio avviso vanno ricordati, proprio quando cerchiamo di capire cosa sono, ecco, e cosa sono servite le Nazioni Unite, e a cosa servono e cosa serviranno anche in futuro. Quindi
mantenimento della pace e sicurezza internazionale, sviluppo di relazioni amichevoli fra le nazioni, basate sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, sviluppo di relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e cooperazione internazionale. Questi erano i fini. E per realizzare questi fini, il primo dei principi ai quali si fa riferimento, ancora prima, diciamo, del divieto dell'uso della forza armata nei rapporti internazionali, è quello della necessità per gli Stati di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo. Ora, se fino all'epoca in cui le Nazioni Unite sono state create l'uso della forza armata costituiva uno dei mezzi attraverso i quali venivano risolte le controversie, anche se c'era stato un momento di grande rivalutazione della idea che non si dovesse ricorrere solo all'uso della forza armata nel 1928 con un famoso patto stipulato dal ministro degli esteri francese che si chiamava Briand come il cognac e il segretario di Stato americano che si chiamava Kellogg come i cornflakes, ma la vera affermazione del divieto dell'uso della forza armata nei rapporti internazionali contro l'indipendenza politica e la integrità territoriale degli Stati si ha nell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta. Questo è, insieme all'obbligo di soluzione delle controversie internazionali, l'altro caposaldo dell'intero sistema delle Nazioni Unite, divieto dell'uso della forza armata. Quanto sia importante oggi ribadirlo alla luce di quello che sta succedendo nel mondo. Dopodiché ci sono ovviamente anche altri principi e fra questi un altro che mi sembra importante ricordare, quello della non ingerenza negli affari interni, previsto dall'articolo 2, paragrafo 7. Dopodiché, dicevo, la Carta in realtà disegna la struttura dell'organizzazione, assegna le competenze come è giusto che accada in qualsiasi statuto di organizzazione internazionale, quindi individua gli organi, assegna le competenze e insieme a questo appronta un importantissimo strumento che è quello relativo alla soluzione delle controversie mediante mezzi pacifici, capitolo sesto della Carta, dove vengono elencati tutti i procedimenti che gli Stati devono seguire qualora nascano delle controversie. E poi c'è la grande novità della Carta delle Nazioni Unite, e cioè il capitolo settimo della Carta, che viene indicato come se vogliamo, il cuore della Carta delle Nazioni Unite, dal momento che nel capitolo settimo si ha la realizzazione di quello che avrebbe dovuto essere fin dall'inizio diciamo, lo strumento per risolvere le controversie fra Stati, cioè il Consiglio di sicurezza viene dotato di strumenti che gli permettano di assumere decisioni implicanti o non implicanti l'uso della forza che servono a sanzionare i comportamenti degli Stati in violazione degli obblighi previsti dalla Carta. Questo è il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, quindi divieto dell'uso della forza armata se non in legittima difesa o su autorizzazione del Consiglio di sicurezza o per il consenso dello Stato nel quale
l'uso della forza armata al luogo e allo stesso tempo quindi monopolio dell'uso della forza da parte del Consiglio di sicurezza, che viene delegato dagli Stati sulla base degli articoli 24 e seguenti della Carta come il responsabile il principale responsabile del mantenimento della pace e sicurezza internazionale. Voi sapete che del Consiglio di sicurezza fanno parte alcuni Stati a titolo permanente, 5 Stati a titolo permanente: gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, il Regno Unito e la Cina, che appunto sono gli Stati che sono nati dalla fine che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, o almeno più o meno hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, possiamo dirlo fra di noi, mentre all'epoca, quando la Carta è stata varata, altri 6 Stati facevano parte del Consiglio, per un totale di 11, mentre con una riforma degli anni 60 il numero dei membri non permanenti del Consiglio di sicurezza eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni e non rieleggibili immediatamente integrano appunto la composizione dell'organo che ha la responsabilità primaria nel mantenimento della pace e sicurezza internazionale, ma su delega dell'intera membership di tutti gli Stati membri. Ecco, partiamo da qui per dire qualcosa in più a proposito del fatto che i principi dei quali vi parlavo all'inizio, purtroppo nel corso della storia, nel corso degli anni, come tutti voi sapete, sono stati violati più volte, anche, ahimè, dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Anzi, direi che fra coloro che hanno violato in maniera flagrante la Carta, forse diciamo che le circostanze nelle quali lo hanno fatto alcuni dei membri permanenti sono in numero maggiore rispetto a quanto non sia avvenuto per altri Stati. E questo ovviamente fa specie, dal momento che proprio i membri permanenti, come dicevo, hanno una responsabilità primaria nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con il Consiglio di sicurezza. Però, per comprendere cosa è successo in questi 80 anni e quale ruolo appunto ha avuto l'ONU nei rapporti fra gli Stati, anche all'interno dei singoli Stati, può essere utile probabilmente provare a dividere questi 80 anni, questo lungo periodo, in alcune fasi, in 4 fasi io direi, vediamo un po', 4 più diciamo, 4 fasi che sono facilmente individuabili. La prima fase è quella che va dal 1945 al 1990. Dal 45 al 90 ovviamente le Nazioni Unite nascono sotto i migliori auspici. Purtroppo immediatamente dopo la nascita delle Nazioni Unite alcuni degli stati protagonisti della vita di relazione internazionale entrano subito in urto. In particolare, come tutti voi sapete, si ha una netta divisione fra il mondo occidentale e il mondo che faceva capo a quella che all'epoca era l'Unione Sovietica, con i suoi paesi satelliti. Questo portò ovviamente, come è facile immaginare, a una paralisi del Consiglio di sicurezza. Immaginate che nei primi 45 anni di vita delle Nazioni Unite sono state adottate circa 700 risoluzioni da parte del Consiglio di sicurezza. Quindi solo 700 volte il Consiglio di sicurezza è riuscito ad adottare una risoluzione. Perché? Perché molto spesso il potere di veto è stato esercitato da questi 5 membri permanenti in una società nella quale tutti sono considerati ugualmente sovrani, ma alcuni stati, proprio per il potere di veto che posseggono, che sono poi i membri permanenti, sono più uguali degli altri, si direbbe orwellianamente.
Quindi 700 risoluzioni nei primi 45 anni di vita, poco più di 2000 nei successivi 40 anni di vita. Siamo quasi ormai a 40. Io mi metto un po' a ridere perché penso sempre che parlo anche con i miei studenti di questi numeri, ma ovviamente il numero degli anni che bisogna calcolare a partire dal 1990, ahimè, sono sempre di più, visto che io ho cominciato appunto a occuparmi di queste cose ormai 35 anni fa, in maniera professionale, diciamo. Comunque fatto sta che voi ricorderete, saprete che, o almeno molti di voi sapranno, che in questa prima fase la paralisi del Consiglio di sicurezza ha portato a una mortificazione delle Nazioni Unite, ma allo stesso, dal punto di vista del mantenimento della pace e sicurezza internazionale, allo stesso tempo però sono successe cose molto importanti all'ONU, perché insieme a questa paralisi del Consiglio di sicurezza, l'Assemblea generale, che invece è un altro degli organi principali del sistema, è riuscita a raggiungere dei risultati straordinari. Perché? Perché proprio in quegli anni nei quali le grandi potenze o alcune grandi potenze si guardavano in cagnesco, ecco, quegli anni non hanno impedito al quadro delle Nazioni Unite di riuscire a varare un numero straordinariamente alto di convenzioni multilaterali, di trattati multilaterali. Cioè in quegli anni, fra il 45 e il 90, si è riusciti a realizzare un reticolo normativo, un reticolo di leggi, di convenzioni internazionali, di trattati internazionali che in realtà hanno colmato una serie di lacune che pure c'erano ovviamente nelle norme di diritto internazionale. Pensate che in quegli anni si sono varate convenzioni fondamentali come quelle contro il genocidio, che è stata una delle prime convenzioni varate dalle Nazioni Unite. Allo stesso tempo si sono adottati degli strumenti molto importanti nel campo della tutela dei diritti umani, come il patto sui diritti civili e politici, il patto sui diritti economici, sociali e culturali, dopo che nel 1948 le Nazioni Unite, l'Assemblea Generale era riuscita finalmente ad adottare la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, che avrebbe in realtà dovuto far parte fin dall'inizio della Carta delle Nazioni Unite, avrebbe dovuto farne parte integrante, ma per i diversi punti di vista emersi subito dopo la nascita dell'ONU, in realtà soltanto 3 anni dopo, e grazie agli sforzi di una donna straordinaria che si chiamava Eleanor Roosevelt, che era la moglie del presidente che nel frattempo era deceduto degli Stati Uniti d'America, si è riusciti a mettere d'accordo stati che avevano orientamenti sociali e culturali completamente diversi l'uno dall'altro, e si è arrivati a quella che in realtà era un minimo comune denominatore del comune sentire, diciamo. Però si è riusciti a far questo. Vi dicevo della Convenzione contro il genocidio, ma in quegli anni succedevano cose molto importanti anche in altri ambiti geografici, cioè in ambiti geografici regionali, non a livello universale, con la Convenzione di Roma del 50, la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. C'era una propensione quindi a emanare norme internazionali che o a livello regionale o a livello universale sancissero però la rilevanza di determinati principi, e soprattutto quelli in materia di diritti dell'uomo. Non vorrei dimenticare che tra gli anni 50 e gli anni 60 è grazie allo sforzo delle Nazioni Unite che si è pervenuti alla decolonizzazione in moltissime parti del mondo, in particolare nel continente africano
e in particolare anche in alcune zone dell'Asia, territori che erano stati sottoposti fino a quell'epoca a dominazione coloniale. In nome dell'autodeterminazione dei popoli venivano affrancati e restituiti a coloro che avevano vissuto, erano nati e avevano vissuto in queste aree. Ecco, nello stesso tempo si riusciva a raggiungere l'accordo per limitare il ricorso alle armi. Le convenzioni in materia di disarmo sono numerosissime e hanno preso il via subito dopo la seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo si realizzavano in altri settori, grazie anche alla Commissione del diritto internazionale, della quale io mi onoro di fare parte, si realizzavano dei progetti di convenzioni internazionali che venivano poi adottati dall'Assemblea Generale nelle materie più varie, dalla protezione del personale diplomatico e consolare alla Convenzione sul diritto dei trattati, quindi il Trattato sul diritto dei trattati a Vienna nel 1969, a tutta una serie di ulteriori strumenti normativi che erano fondamentali in un momento nel quale c'era una grande carenza di trattati internazionali. Io quando dico queste cose penso a quello che sta succedendo adesso, penso per esempio che la Commissione del diritto internazionale, l'ultima convenzione multilaterale che è riuscita a licenziare, grazie anche all'attività poi della sesta commissione dell'Assemblea Generale, è stata una convenzione del 2004 sulla immunità degli stati dalla giurisdizione. Da quel giorno la Commissione ha continuato a lavorare, è riuscita a produrre importanti progetti di convenzioni su materie fondamentali come quelle della responsabilità degli stati per atti illeciti e della responsabilità per delle organizzazioni internazionali per atti illeciti, ma non è più stata in grado di fornire la base per la conclusione di un trattato internazionale. Immaginate che anche il famoso Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, della quale avete sentito parlare, in realtà ha preso le mosse proprio all'interno della Commissione del diritto internazionale e poi si è resa tangibile nella conferenza di Roma del 1998 che ha dato il via alla creazione della Corte Penale Internazionale. Quindi diciamo che in questi anni, dal 45 al 90, da un lato abbiamo la paralisi del Consiglio di sicurezza e dall'altra abbiamo però un enorme fervore, grandissime attività da parte di stati che pure non andavano d'accordo su molte questioni, attività volta proprio a creare quella impalcatura normativa che oggi, grazie al cielo, io direi, è stata creata e regolamenta gran parte dei rapporti fra gli stati. Io direi che questo è da tenere presente soprattutto perché nel 1990 succede qualcosa di rivoluzionario, cioè forse un po' per il mutato clima internazionale, un po' perché nello stesso tempo gli stati cominciano a rendere, diciamo, si va al di là, come voi sapete, della guerra fredda, si ha in qualche modo la dissoluzione di alcune realtà federali che fino a quel momento erano state fondamentali, come l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e anche la Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ma prima di questo, in realtà nel 1990 succede una cosa del tutto particolare. Un signore che si chiama Saddam Hussein, che è un presidente
dittatore dell'Iraq, invade il Kuwait. Dopo una guerra sanguinosissima con l'Iran durata 9 anni, Saddam Hussein va via, finisce quel conflitto e decide che il Kuwait è la 19ª provincia dell'Iraq, per cui deve essere occupata. Kuwait, paese ricchissimo di risorse petrolifere, minuscolo. Per la prima volta, proprio nell'agosto del 1990, il Consiglio di sicurezza vara delle risoluzioni che porteranno poi alla risoluzione 678 del 1990, con la quale per la prima volta, al di là di 2 questioni diverse riguardanti l'apartheid, riguardanti la Rhodesia del Sud e il Sudafrica, ma per la prima volta il Consiglio di sicurezza decide di autorizzare l'uso di qualsiasi mezzo per far cessare l'occupazione del Kuwait. Questo significa che i 5 stati membri permanenti più i 10 che fanno parte del Consiglio sono d'accordo e all'unanimità varano questa risoluzione che permette agli stati che lo vogliano, non alle Nazioni Unite in quanto tali, perché le Nazioni Unite, al contrario di quello che era stato scritto negli articoli da 43 in poi della Carta, non hanno mai creato un proprio esercito, non hanno mai avuto uno Stato maggiore, ma tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di fronte all'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq, sono autorizzati, ripeto, non a usare la forza, ma a usare qualsiasi mezzo sia ritenuto utile e necessario per fare cessare la violazione di una norma di diritto internazionale, che è quella che vieta appunto l'uso della forza armata contro l'indipendenza politica e la integrità territoriale di uno Stato. Seguono diciamo, diversi avvertimenti a Saddam Hussein, fino a quando il 15 gennaio del 91 si decide appunto di poter attaccare l'Iraq, che nel giro di pochi giorni ovviamente è obbligato alla resa, con conseguenze molto gravi anche per la popolazione irachena. Ma Saddam Hussein rimane comunque al suo posto perché, come si dice, il presidente degli Stati Uniti Bush padre a un certo punto decise di non far arrivare le truppe a Baghdad. Però ecco, questo è il momento nel quale il Consiglio di sicurezza dimostra al mondo che, se vuole, può decidere, può prendere delle decisioni davvero rilevanti nei rapporti fra gli Stati. Quindi si esaurisce in qualche modo questa prima fase, ovviamente con tutti i caveat di questo mondo dal punto di vista temporale. Voi sapete bene che queste sono delle indicazioni di massima, e si prende l'avvio una seconda fase invece, che inizia nel 90 e durerà grosso modo fino ai primi anni del 2000. E in questa prima fase sembrava che quindi il Consiglio di sicurezza finalmente si fosse rivitalizzato, fosse in condizione di fare tutto quello che doveva. Peccato però che in realtà i problemi si manifestano quasi immediatamente, e si manifestano quasi immediatamente soprattutto in Africa, con la grave crisi in Somalia, ma si manifestano soprattutto, io direi, nel continente europeo. Si manifestano a 2 passi da qui, con la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, che per alcuni paesi come la Slovenia fu quasi incruenta, ma che fu molto cruenta invece in relazione alla nascita di altri paesi come la Croazia, la Bosnia e Erzegovina. Perché? Perché la Repubblica Federativa di Jugoslavia, la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia,
aggregava dalla fine della seconda guerra mondiale questi stati in uno stato federale, in realtà è formata fondamentalmente da Serbia e Montenegro da un lato e dagli stati dei quali vi ho parlato, insieme alla Macedonia e alle province autonome del Kosovo e della Vojvodina, in realtà non hanno attraversato un momento pacifico nella loro dissoluzione. Al contrario di quello che apparentemente avvenne a partire dal dicembre del 1991 nella ex Unione Sovietica. Le repubbliche baltiche erano già andate via nel 90 e nel 91 con gli accordi di Almaty invece la Repubblica Federativa Socialista Sovietica si dissolve, dando vita ad altri 12 stati che in realtà non erano altre che le vecchie repubbliche socialiste sovietiche, che si ergono a stati autonomi e indipendenti. Ma a proposito invece delle cose che appunto non funzionano in quegli anni, in quel giro di anni, la dissoluzione dell'ex Jugoslavia ha oltre che ai conflitti africani dei quali parlavo, ha dato vita purtroppo a tutta una serie di conflitti gravissimi, rispetto ai quali ancora una volta in realtà le Nazioni Unite sembrano poter fare qualcosa. Nel 1993 si crea il primo tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia per tentare di punire i responsabili dei crimini che vengono commessi nel corso di questo conflitto. E chi lo fa? Lo fa il Consiglio di sicurezza, che inventa un qualcosa che non era previsto letteralmente dalla Carta e che però serviva esattamente da un lato ad avere una funzione di deterrenza e dall'altro a affermare il principio per il quale i crimini di diritto internazionale non possono rimanere impuniti. Ahimè, nell'aprile del 94 c'è un'altra gravissima crisi, che è quella del Ruanda, e sulla scorta di quello che era stato deciso nel 1993 si crea un altro tribunale penale internazionale, questa volta per il Ruanda, competente appunto per giudicare i responsabili di quello che viene definito un genocidio, la morte di più di 800.000 persone nel giro di poche settimane in quella parte d'Africa, per le ragioni che non posso adesso ricordare, ma che in realtà finiscono con l'essere soltanto l'epilogo di odi razziali che si erano perpetuati nel corso degli anni. Quindi la situazione non era, diciamo, sembrava che il Consiglio di sicurezza in quegli anni potesse fare tutto, potesse fare il legislatore, potesse fare il poliziotto, potesse anche creare i tribunali internazionali. In effetti alcune cose sono state fatte, ma questo non è bastato per ristabilire sempre e comunque la pace in questi posti. Però si è affermata l'idea appunto che coloro che erano responsabili di crimini internazionali dovevano rispondere del loro operato. In questo mi piace ricordare che un ruolo fondamentale lo ebbe un giurista italiano, che purtroppo non c'è più, che si chiamava Antonio Cassese, che è stato anche il primo presidente del Tribunale per la ex Jugoslavia, oltre a essere poi il primo presidente anche del Tribunale speciale per il Libano, ma nel 2007, qualche anno dopo. A proposito di momenti difficili, ecco, in questa seconda fase, oltre a quelli dei quali vi ho parlato, ci sono altri momenti storicamente molto difficili. Uno è quello del 1999 con la crisi in Kosovo, che secondo alcuni è un po' alla radice di tutto quello che è successo dopo e quindi anche di quello che sta succedendo in questi giorni.
Kosovo, provincia autonoma di quella che era la Repubblica Jugoslava, maggioranza albanese all'80%, minoranza serba molto forte del 20%, tentativo di secedere, cioè tentativo di creare lo Stato del Kosovo, intervento armato nella primavera del 1999 da parte della NATO, intervento, ahimè, questa volta possiamo dirlo, non autorizzato dal Consiglio di sicurezza. Quindi non c'è dubbio che in questo caso ci sia stata una violazione da parte della NATO e degli stati che fanno parte della NATO della Carta delle Nazioni Unite. La questione si risolve più o meno nel giugno del 1999 con l'adozione della famosa risoluzione 1244 da parte del Consiglio di sicurezza, risoluzione che in realtà assegna nuove funzioni anche alle Nazioni Unite. Già operava in quegli anni il Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, che è continuato ad operare fino al 2010, ma le altre funzioni alle Nazioni Unite, all'OSCE, a quella che nel frattempo era diventata l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, all'Unione Europea e alle stesse Nazioni Unite, vengono date nel settore della ricostruzione post-conflittuale. Cioè si riteneva che fosse importante aiutare la Repubblica di Jugoslavia e il Kosovo e il territorio del Kosovo, senza ovviamente prendere posizione sullo status finale del Kosovo, nella ricostruzione dopo il conflitto. Purtroppo quegli anni si caratterizzano anche per ulteriori gravi situazioni, come per esempio l'attacco terroristico dell'11 settembre del 2001 a New York, Washington e Pennsylvania, come tutti voi sapete, attacco al quale ci fu una forte risposta ancora una volta da parte delle Nazioni Unite, anche da parte del Consiglio di sicurezza, con l'adozione della risoluzione 1368 del 2001 che autorizzava la legittima difesa. In realtà la legittima difesa, se è legittima difesa, non ha bisogno di autorizzazioni, però il Consiglio di sicurezza, forse su spinta degli Stati Uniti d'America, decise che era il caso di adottare una risoluzione che appunto era quella della quale vi parlavo, ma soprattutto negli anni successivi e nel periodo immediatamente successivo all'attacco terroristico si creano ulteriori strutture all'interno delle Nazioni Unite che servono proprio nella lotta al terrorismo internazionale. È vero senz'altro che in quegli anni, insieme alla lotta per il terrorismo internazionale, purtroppo si verificano moltissimi casi di gravi violazioni dei diritti umani da parte di stati che dicono di voler combattere il terrorismo internazionale, ma in effetti spesso finiscono col colpire il dissenso interno. Mi riferisco in particolare a paesi come la Federazione Russa e come la Cina, che hanno sicuramente approfittato di quel momento per reprimere ulteriormente il dissenso interno. Ulteriore momento di grave crisi di questa seconda fase è quello del 2003, allorché gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna, decidono che bisognava attaccare l'Iraq, colpevole di produrre armi di distruzione di massa, colpevole di appoggiare il terrorismo internazionale, secondo quello che appunto veniva sostenuto da coloro che, attenzione, volevano usare la forza armata, ma avevano urgenza e necessità di fare riferimento a delle ragioni precise per poterlo fare. Quindi non si tratta di un uso della forza armata indiscriminato secondo questi paesi, ma si tratta, ahimè, sicuramente di un uso della forza armata non autorizzato immediatamente dal Consiglio di sicurezza. Quindi il 19 marzo
del 2003. Questa è una delle vicende che ho vissuto in prima persona, trovandomi all'epoca a New York come consigliere giuridico. Il 19 marzo del 2003 si ha una nuova violazione della Carta delle Nazioni Unite, in particolare della disposizione della Carta che vieta l'uso della forza armata nei rapporti internazionali. E che porta alla occupazione manu militari dell'Iraq, naturalmente, dell'intero Iraq, e al defenestramento di Saddam Hussein. Il 2003 segna anche un momento di grave deterioramento dei rapporti all'interno del Consiglio di sicurezza, dal momento che c'è una nuova fase di tensioni, di conflitti, soprattutto da un lato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e dall'altra la Russia e la Cina. Diciamo questa seconda fase si chiude grosso modo, ecco, ripeto, le indicazioni temporali sono un po' libere, si chiude negli anni intorno al 2003-2004, ma purtroppo bisogna riconoscere che sono quelli gli anni nei quali si va verso una graduale frammentazione dell'ordine mondiale come scaturito dal secondo dopoguerra. Nel 2008 in particolare si ha la dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del Kosovo e si ha una forte reazione da parte della Russia e della Cina, che in relazione alla Russia porta nei mesi successivi, al febbraio del 2008, a operazioni militari in Georgia, in Ucraina, e fino al 2014, allorché, come ricorderete, c'è stata la invasione, la occupazione di una parte del territorio dell'Ucraina con l'occupazione della Crimea. Ecco, diciamo che questa terza fase, che è quella appunto che va dal 2003 al 2015-2016, con un rinnovato sforzo degli stati nella lotta al terrorismo internazionale, perché nel frattempo, anche per quello che era avvenuto all'inizio degli anni 2000, purtroppo il terrorismo internazionale aveva continuato a proliferare, si era anche sviluppato, aveva creato addirittura delle strutture che venivano denominate Stato islamico, no? Fino a quando, con la famosa risoluzione 2249 del 2015, il Consiglio di sicurezza non dice che l'ISIS costituisce una minaccia senza precedenti alla pace e alla sicurezza internazionale, e autorizza l'uso di qualsiasi mezzo, ma fino a un certo punto, per contrastare l'ISIS. Una quarta fase, direi, si apre il 24 febbraio del 2022 con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina. Ancora una volta, però in questo caso ovviamente il Consiglio di sicurezza, come voi ben sapete, nulla può fare, dal momento che la Federazione Russa esercita il potere di veto, perché è stata presentata una risoluzione, un progetto di risoluzione che condannava in termini molto precisi l'aggressione da parte della Federazione Russa all'Ucraina. Questa risoluzione non passa, il Consiglio di sicurezza deferisce all'Assemblea generale la questione, quindi chiede, perché per le mozioni di tipo procedurale non si può esercitare il diritto di veto, e quindi la questione viene discussa in Assemblea generale, che dopo 3 giorni di dibattito, il 3 marzo del 2022, adotta una risoluzione convocata in emergenza, una risoluzione che viene adottata
con il voto favorevole di 141 stati, 5 voti contrari e 35 astenuti. Questa risoluzione non è altro in verità che la trasposizione del testo che non era stato adottato dal Consiglio di sicurezza a causa del veto della Federazione Russa e della Cina, ma è chiaro che con questa risoluzione, la cui denominazione è esattamente aggressione contro l'Ucraina, l'Assemblea generale esercita una delle prerogative del Consiglio di sicurezza, cioè quello di accertare l'esistenza di una aggressione, quello che stabilisce in realtà l'articolo 39 della Carta dell'ONU, ma chiedendo che sia il Consiglio di sicurezza a farlo. Il Consiglio di sicurezza non lo può fare per via del veto e quindi lo fa l'Assemblea generale, che si sostituisce nell'accertamento della situazione. Certo, non può sostituirsi al Consiglio di sicurezza nella adozione di azioni che possano in qualche modo contrastare l'aggressione, quella che il presidente Putin denomina immediatamente operazione militare speciale, e che credo abbia denominato così per tanto tempo. Per quasi 3 anni ci sono dei comportamenti coerenti di sostegno all'Ucraina da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Unione Europea, con risorse finanziarie e con aiuti militari. L'Ucraina viene bombardata di giorno, di notte, gli obiettivi sono non solo civili, non solo militari, ma anche civili, come voi tutti sapete. Il Consiglio di sicurezza non può far nulla, l'Assemblea generale adotta una serie di risoluzioni che continuano a condannare. In realtà adesso vedremo cosa succede lunedì, perché lunedì secondo me qualcosina succederà. Sapete già che gli Stati Uniti d'America sembra si stiano opponendo al riferimento all'aggressione, che è esattamente quello che l'Assemblea generale ha detto 3 anni fa. Sembra che insomma sia necessario in quell'ambito diplomatico trovare una formula diversa dall'aggressione. È come volere denominare una mela astronave, no? Perché se tu hai detto che si tratta di un'aggressione non puoi, però noi sappiamo ormai che grazie alla nuova amministrazione americana quello che decide il presidente è quello che è. Quindi si può immaginare anche che si faccia riferimento a delle, come dire, a delle descrizioni dei fatti storici totalmente in contraddizione, per non dire altro, con quello che è stato fino ad ora affermato da parte dell'Assemblea generale. Non credo che questo avverrà, mi auguro che questo non avvenga, perché se questo dovesse avvenire, lungi dall'immaginare che questo possa contribuire alla pace internazionale, credo che diciamo il picconamento del sistema delle Nazioni Unite ad opera non solo della Russia e della Cina, ma anche degli Stati Uniti sarebbe compiuto. Cosa accadrà appunto non lo sappiamo. Sappiamo che in questi 3 anni i bombardamenti, vi dicevo, hanno riguardato non solo gli apparati militari, ma anche le abitazioni civili. Cosa accadrà appunto non lo sappiamo, ma è difficile, secondo me è impossibile immaginarlo. Allo stesso tempo io credo che si possa rapidamente concludere dicendo che in questi 80 anni le Nazioni Unite, al di là delle questioni riguardanti il mantenimento della pace e sicurezza internazionale, e ovviamente oggi mi sono soffermato soprattutto sugli aspetti che hanno a che fare col diritto internazionale, ma ho provato a parlare anche di altro, come la cooperazione internazionale, che comunque rimane uno dei principi delle Nazioni Unite.
E in questi 80 anni le Nazioni Unite hanno certamente contribuito allo sviluppo della idea della pace come unico modo di vivere fra gli stati, o comunque come il miglior modo di vivere fra gli stati. Hanno contribuito, sarebbe il discorso molto lungo, a creare una grande sensibilità rispetto alla solidarietà e alla cooperazione internazionale, rispetto a quelli che oggi vengono definiti momenti, mezzi per lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Hanno contribuito a creare una coscienza in materia di tutela dell'ambiente internazionale, di tutela dei mari, di tutela dell'aria. Certo, sicuramente molto resta da fare, però ecco, io mi sentirei di concludere dicendo che, e poi ovviamente rimango a vostra disposizione se avete delle domande da fare, mi sento di dire che se non ci fossero state le Nazioni Unite, dobbiamo chiederci chi avrebbe fatto tutto quello che le Nazioni Unite in questi 80 anni hanno fatto nel campo della creazione di norme internazionali, nel campo della tutela dei diritti umani, nel campo dell'affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, della decolonizzazione, della cooperazione internazionale, e anche alla fine direi, però lasciatemelo dire, anche del mantenimento della pace e sicurezza internazionale. Grazie. Allora, grazie al professore. Se volete possiamo aprire il dibattito, se il professore è disposto a rispondere a qualche domanda. Volentieri. Sì, due questioni distinte per capire anche un po' meglio le prerogative e gli strumenti di intervento in casi molto particolari. Ecco, lo scenario che lei ha citato, quelli un po' più anziani se lo ricordano, drammatico della disgregazione della Jugoslavia. In particolare la vicenda tragica, mi pare del 95, se non erro, dello sterminio della popolazione civile di Srebrenica. Ci fu naturalmente una grossa polemica sul non intervento del contingente dei caschi blu che era presente, che lasciò di fatto strada libera allo sterminio da parte delle milizie serbo-bosniache. Il contingente, se non ricordo male, era olandese, ci fu una specie di rimpallo di responsabilità, i militari dicevano aspettiamo un ordine del nostro governo, il governo olandese disse che non poteva prendere un'iniziativa. Ecco, fu veramente così o fu un po' un gioco di scaricabarile e poteva effettivamente intervenire il contingente dell'ONU in quel caso? Ecco, ma è questo che vorrei che venisse chiarito. E poi tutt'altro scenario, purtroppo ancora di drammatica attualità a proposito del conflitto Israele-Palestina. Vero che spesso è accaduto che risoluzioni del Consiglio di sicurezza che tendevano a imporre il rispetto di determinati comportamenti al governo israeliano in tutti questi anni furono spesso bloccate dal veto americano. Ma ci furono anche alcune risoluzioni importanti che vennero comunque varate, soprattutto in margine o in conseguenza della guerra dei 6 giorni, che forse dovremmo chiamare la guerra dei 58 anni, perché sfido chiunque a dire che quella guerra è finita. In particolare la 242 e la 338, che credo siano collegate, che imponevano di fatto a Israele di ritirarsi dai territori occupati della Cisgiordania, della striscia di Gaza, Gerusalemme Est e le alture del Golan, e malgrado ciò queste risoluzioni pur approvate, ciò non è avvenuto. C'è anche la 1701, ma ora rispondo. Vuole rispondere a questa domanda? Prego, magari ne prendiamo un paio così.
Mi scusi, allora, prima cosa, quei 5 che hanno votato contro nel consiglio al quale lei immagino siano i 5 che hanno il potere di veto? No, i 5 era una risoluzione dell'Assemblea Generale. Generale, sì. I 5 erano la Russia, la Bielorussia, Ah no, okay. no, era sì. Io immaginavo che fossero No, coincidenti. era Assemblea Generale. Seconda cosa, mi pare che il problema grosso di questa organizzazione sia il potere di veto. Cioè finché c'è quello non si risolve nulla, Grazie. Proviamo a rispondere intanto, c'è già abbastanza carne al fuoco, direi. A proposito della ex Jugoslavia, sì, non c'è dubbio che ci siano state gravi responsabilità da parte dei contingenti che sotto il casco blu in realtà proprio perché non è stato mai creato l'esercito delle Nazioni Unite, in realtà vengono mandati dagli stati, e però è chiaro che hanno anche delle regole molto precise. Le regole che solitamente vengono utilizzate a proposito dei peacekeeper sono delle regole che vedono intanto una decisione, una risoluzione del Consiglio di sicurezza che autorizza il dispiegamento dopo il consenso dello Stato territoriale, ma con il vincolo del divieto dell'uso della forza armata se non per legittima difesa. Oppure si dice da parte di qualcuno uso della forza armata per adempimento del mandato. E quindi è chiaro che se questa fosse l'orientamento da condividere, si sarebbe potuto immaginare che di fronte al rastrellamento che purtroppo aveva avuto luogo nella zona di Srebrenica nel luglio del 1995, avrebbero i peacekeepers potuto usare le armi. In realtà non c'è dubbio che ci sia stata una inerzia che ha portato anche al massacro. È altrettanto certo che si sono celebrati dei processi anche nei Paesi Bassi proprio per i comportamenti tenuti da queste forze militari, e in alcune circostanze c'è stata anche qualche condanna dei comandanti di questi contingenti. Però è chiaro che queste sono quelle circostanze nelle quali purtroppo le Nazioni Unite, intese, ripeto, come insieme degli Stati membri che ne fanno parte, ovviamente non hanno dimostrato di fare tutto quello che avrebbe potuto esser fatto per evitare di arrivare a certi risultati. Quanto invece alla questione del Medio Oriente, Israele e Palestina, molto complicata, come sappiamo, e anche nella quale le Nazioni Unite hanno tentato e tentano di esercitare un ruolo che è quello della interposizione, insieme ovviamente a quello di favorire i contatti fra i contendenti per tentare di evitare delle conseguenze negative rispetto soprattutto alla popolazione civile, perché poi un'altra delle caratteristiche ovviamente delle operazioni di mantenimento della pace è la imparzialità. Cioè, chi viene schierato come forza di interposizione, o chi viene schierato per tentare di evitare che si ripetano episodi di violenza, ha degli obblighi rispetto ai contendenti, che sono fondamentalmente quelli che significano non prendere posizione per l'uno o per l'altro. Detto questo, lei ricordava appunto la risoluzione 242, la 338, ricorderei anche la 1701, che è la risoluzione che nel 2006 venne adottata nel Libano, quindi nella parte
settentrionale di Israele nel Libano, proprio per tentare di risoluzione nella quale peraltro l'Italia ebbe un ruolo molto importante, nella negoziazione di questa risoluzione ebbe un ruolo molto importante. L'Italia sarebbe stata in Consiglio nel 2007-2008, ma i fatti del 2006 la vedevano già in qualche modo partecipe alle attività del Consiglio. È chiaro che se dovessimo ecco, fare riferimento alle risoluzioni dell'Assemblea del Consiglio di sicurezza, dovremmo ricordare anche che ci sono delle risoluzioni che parlavano fin dall'inizio delle Nazioni Unite di 2 popoli e 2 stati, che è la soluzione che ancora adesso viene continuamente invocata anche dal nostro ministro degli esteri, diciamo. Ecco. Quindi io credo che da questo punto di vista le Nazioni Unite hanno provato a dare alcune indicazioni. È chiaro che poi purtroppo sul terreno le cose non sempre, anzi direi che molto raramente, hanno poi trovato queste risoluzioni applicazione. Se questo accadesse, io credo, e quando si continua a rimproverare le Nazioni Unite di non fare abbastanza, io credo che se gli stati e i diretti interessati potessero aderire a questi suggerimenti, molti problemi sarebbero stati superati. Ma lì il problema è molto, molto più complicato e non credo purtroppo di facile soluzione neanche negli anni a venire. Quanto invece al potere di veto, ecco sì, il potere di veto è una delle caratteristiche dei 5 membri permanenti e diciamo che l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, quando le Nazioni Unite sono state create, hanno deciso di creare le Nazioni Unite a condizione di avere il potere di veto. Oggi le cose sono molto cambiate, sono passati 80 anni, diciamo che alcuni stati utilizzano molto più di frequente il potere di veto rispetto ad altri, mi riferisco alla Russia in particolare e anche agli Stati Uniti d'America, su scenari diversi, mentre la Cina lo usa con grande parsimonia e Francia e Gran Bretagna ormai da diversi anni non fanno più ricorso al potere di veto. Ci sono state diverse iniziative, la più recente è quella del 2022, allorché è stata adottata una risoluzione molto interessante che si chiama Iniziativa Veto per iniziativa di un piccolissimo paese che è il Liechtenstein, alla quale però hanno aderito un centinaio di stati. Ed è un'iniziativa volta a far sì che lo Stato che esercita, lo Stato membro permanente del Consiglio di sicurezza che esercita il potere di veto debba entro 10 giorni dall'adozione del veto darne conto all'Assemblea Generale. Cioè è un meccanismo creato appunto nel 2022, il 26 aprile del 2022, in una risoluzione dell'Assemblea Generale che è stata adottata per consensus, cioè nessuno Stato si è opposto, nonostante alcuni stati poi abbiano dichiarato che contestavano questa risoluzione, ma io credo che sia un piccolo passo, nel momento in cui è poco realistico immaginare in tempi rapidi un'abolizione del diritto del potere di veto, tranne che non si crei una nuova organizzazione internazionale, e questa avverrà solo quando ci sarà una guerra mondiale, e quindi speriamo che non avvenga mai, anche se viviamo già in uno strato conflittuale, ahimè. Però ecco, questa iniziativa secondo me è un'iniziativa molto molto importante, alla quale peraltro hanno aderito anche 3 stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. E dal 2022 al 2025 sono state una decina di volte è stato usato il potere di veto, e quando questo è accaduto c'è stato in effetti un'attivazione del meccanismo, e gli stati che hanno
deciso di ricorrere al veto hanno dovuto spiegare la loro posizione anche all'Assemblea Generale, perché è chiaro che uno Stato che decide di ricorrere al veto deve farlo in Consiglio di sicurezza, ma una cosa è farlo in Consiglio di sicurezza, una cosa è farlo di fronte ai 193 Stati membri. Purtroppo questo non è servito per diminuire il ricorso al potere di veto, ma questo secondo me invece è servito a fare in modo che quando gli Stati decidono di ricorrervi sappiano che queste possono essere le conseguenze anche da un punto di vista reputazionale dei loro comportamenti, che è una cosa che in diplomazia conta. La diplomazia non è quella cosa fredda e distaccata che qualcuno vuole dipingere. La diplomazia è fatta anche di rapporti umani, è fatta anche di rapporti personali, che ovviamente nei momenti di grande tensione sono anch'essi vittima di questi momenti. Però ecco, io vorrei dirlo anche al Presidente degli Stati Uniti d'America, la diplomazia è una cosa molto seria ed è il momento nel quale gli Stati si parlano, anche partendo da diversi punti di vista, addirittura da punti di vista completamente divergenti e addirittura in alcuni casi conflittuali. Ma ecco, io quello che non ho detto delle Nazioni Unite è che le Nazioni Unite è l'unico vero foro di dialogo anche per stati in guerra, anche per stati che non si riconoscono l'un l'altro. E quindi bisognerebbe rispettare le Nazioni Unite. Altre domande? Prego. Anche perché rispettando le Nazioni Unite poi gli Stati rispettano se stessi, no? Mi scusi se la mia domanda sembra un po' provocatoria. Nella mitologia ricordiamo un personaggio che non è mai riuscito ad emergere come eroe, si chiamava Sisifo. E mi sembra proprio che l'ONU sia un pochino come Sisifo, che cerca di spingere questo masso e che le rotola poi addosso, perché nulla può contro quegli stati che hanno decretato la loro diciamo economia mercantile nel produrre e consumare le armi e per indurre i popoli a consumarle. Poi un'ulteriore cosa che volevo dire: il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha decretato di combattere quella pseudo denuncia che Colin Powell aveva fatto contro Saddam Hussein, che uno stinco di santo non era, di usare qualsiasi mezzo. Io elencherei il fosforo bianco, elencherei l'uranio impoverito, di cui anche i nostri militari pagano tristissime e dolorose conseguenze. Quindi questo masso che rotola è un masso di milioni di morti, e non parliamo poi delle tonnellate di bombe che sono state autorizzate sopra Belgrado. Ma dico, milioni di tonnellate, no centinaia di migliaia, milioni di tonnellate di bombe su Belgrado. Ho capito che i serbi sono un po' antipatici, ma viva Dio. Dunque, per quel che riguarda le armi, io vi vorrei dare un'altra notizia. Da quello che sta succedendo nel mondo negli ultimi giorni, le armi non sono soltanto le armi che noi conosciamo, le armi sono anche quelle della disinformazione, sono quelle della bugia, della menzogna fatta verità di Stato. Scusate se uso questi termini, che però non sono esagerati. Oggi si combatte, secondo me, purtroppo anche una grande guerra economica. Una grande guerra economica nella quale però gli strumenti a disposizione, per esempio, delle Nazioni Unite rischiano di risultare assolutamente inefficaci. Allo stesso tempo,
qualsiasi tipo di controversia, come proviamo a insegnare noi, ahimè, professori di diritto internazionale, fino a quando il diritto internazionale esiste, qualsiasi controversia in realtà, a prescindere da quale sia l'oggetto della controversia, deve necessariamente essere risolta dai contendenti in modo, se possibile, pacifico, perché altrimenti si ritorna alla legge della giungla, si ritorna alla mancanza di regole. A questo proposito, lei ha ragione quando parla di Sisifo, però ecco, io vorrei darvi un dato che forse, in relazione anche alle questioni economiche, può essere utile. Voi sapete qual è il bilancio annuale delle Nazioni Unite? Le Nazioni Unite hanno un bilancio annuale, per quel che riguarda i contributi ordinari, di 3 miliardi di dollari. 3 miliardi di dollari, ok? Contributi ordinari. Poi il peacekeeping, cioè tutto quello che viene utilizzato per il mantenimento della pace, assomma ad altri 15 miliardi di dollari. Quindi diciamo, grosso modo, vogliamo essere generosi, 20 miliardi di dollari. Sapete qual è il bilancio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America? 800 miliardi di dollari. Parliamo di un rapporto quasi di 1 a 40, grosso modo. Allora, quando è vero che Sisifo è Sisifo, diciamo, però allo stesso tempo gli strumenti che le Nazioni Unite hanno per poter provare a mantenere la pace e la sicurezza internazionale, lasciamo da parte ovviamente tutti gli impedimenti che vengono creati dagli stati che in alcune circostanze non hanno nessun interesse a che ci sia la pace, perché anche questo succede, ma è chiaro che gli strumenti a disposizione delle Nazioni Unite sono infinitesimali rispetto a quelli a disposizione degli stati. E ripeto, oggi noi dobbiamo combattere, oggi noi come Nazioni Unite, perché io, ecco, come avete ormai ben capito, simpatizzo fortemente per le Nazioni Unite, avendole anche conosciute dall'interno e occupandomi oggi stesso, visto che sono uno dei membri della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, ma non sono qui come agente delle Nazioni Unite, sono come libero pensatore, tutt'al più come professore universitario. Il punto è che quando si crea un'istituzione e questa istituzione deve far fronte a minacce che sono completamente diverse rispetto a quelle per le quali questa istituzione è stata creata, bisogna che questa istituzione si riformi e che abbia gli strumenti che possano permettere di combattere queste nuove forme di aggressione e queste nuove forme di attacchi contro la pace internazionale. Ed è quello che noi dobbiamo, a mio avviso, auspicare, non dimenticando appunto che comunque esistono dei principi, anche se qualcuno oggi vuole che noi dimentichiamo questi principi. Fra questi principi c'è quello della coerenza, quello di immaginare che uno Stato abbia una certa continuità d'azione e soprattutto che non smentisca se stesso da un momento all'altro. Se questo succede, anche le Nazioni Unite possono più facilmente realizzare gli scopi per i quali sono state create, altrimenti diventa tutto molto 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 difficile. Io direi, data l'ora, che chiudiamo qui, allora auspicando che il Presidente degli Stati Uniti abbia ascoltato la conferenza o qualcuno gli riporti le parole del professor Nesi. Lo ringrazio nuovamente naturalmente per la conferenza. Diamo appuntamento alla settimana prossima. Avremo ospite il professor Aldo Ferrari dell'Università Ca' Foscari di Venezia, terrà una conferenza sulla storia del genocidio armeno. Grazie.
certo, ci danno questa tendenza, però Ok, quindi faccio cosa qua? Esca. Ah, sì. La modifica potranno essere